Roberto Crudeli, esci sconfitto 2-0 da questo derby, però esci a testa alta perché il centro con un errore così va riconosciuto, anche se tutti siamo umani, si può sbagliare, ha sbloccato il risultato con Federico Ambrosi e poi di lì è cambiata la vostra partita. Sì, sì, no, ma una partita questa qui che è stato giusto, con le occasioni abbiamo avuto tante noi, anche loro, delle buone occasioni, quindi come quella andata forse era più giusto una vittoria nostra e questa qui era più giusto un pareggio, però nello sport quello che è giusto non conta, conta il risultato, loro hanno vinto, abbiamo fatto due regali perché anche nel secondo siamo stati troppo a guardare se la palla sarebbe rimasta a noi e quindi sono due ingenuità che chiaramente una squadra molto giovane paga. Stiamo cercando di costruire tutto, è chiaro che dispiace perché tante partite, la maggior parte delle partite siamo usciti dal campo con una prestazione ottima, però perdendo o non facendo bottino pieno, quindi siamo dispiaciuti perché era un derby da vincere, un derby da provare a vincere, ci credevamo, siamo venuti qua per quello, fino all'ultimo abbiamo sperato, anche quando sul 2-0 abbiamo provato a fare il 5 contro 4, la prima situazione che abbiamo fatto l'abbiamo creata molto bene e se fossimo riusciti a fare quel gol lì poi negli ultimi 40 secondi avremmo provato qualcosa di particolare, però complimenti al Viareggio, ha vinto un derby difficile, sta vincendo molte partite in maniera chiaramente difficile ma le vince, quindi complimenti, complimenti, stasera era importante, i derby non si giocano, si vincono. Ho visto dalla panchina che ho qualcosa che non facevano di quello che ormai ti conosco, ti seguivo, però ecco, come detto, la squadra giovane non si può magari pretendere sempre tutto, però ecco, la squadra è viva e questo è quello, no? Quello è un aspetto positivo per te. No, no, ma quello guarda, sono tutti questi mesi è sempre stata una squadra che ha sempre partecipato, che ha sempre giocato, ha sempre mostrato un buon hockey, non stiamo lì a aspettare nessuno, non abbiamo timore di nessuno, quindi facciamo il nostro hockey con equilibrio, che è quello che mi interessa a me. Stasera abbiamo avuto un bel equilibrio, abbiamo avuto un equilibrio difensivo importante, abbiamo avuto ripartenze molto buone, quindi credo che noi stiamo facendo quello che ci diciamo, è chiaro che con tutti gli errori che possono venire fuori, però cerchiamo sempre di seguire il lavoro della settimana e quindi io sono contento, i ragazzi stasera sono stati favolosi, quindi complimenti anche a loro, perché anzi soprattutto a loro. E adesso abbiamo purtroppo 2 settimane perché questo calendario è molto figo, giocano prima la quinta invece della quarta, uno gioca dopo 20 giorni, l'altro gioca in 3 partite in una settimana, bello, così è molto bello, non mi era mai capitato, probabilmente complimenti a chi lo sta studiando perché non era facile farlo così movimentato, quindi è fantastico, veramente fantastico, complimenti ancora. Intenditore, poche parole, in bocca al lupo.